Buonasera a tutti. Iniziamo il Consiglio Comunale con l'appello. Grazie. Buonasera a tutti, procedo con l'appello. Sarto Marco, Montisano Vera, presente. Perissinotto Nicola, Zia Paolo, presente. Canta Elisa, Di Vece Daniela, presente. Trevisan Elisa, presente. Bravin Rachele, Finotto Alberto Fabio, Guglielmini Pierino, Battistuta Diego, Tamassia Evaristo, Marchesan Rocco, Boso Arianna, Boato Giuseppe assente, Miollo Carlo, Basolino Antonio, sono presenti anche gli assessori esterni, Antelmo Luca, Berardo Giampietro, Doretto Catiuscia, Munerotto Mattia. Scrutatori nominiamo il capogruppo Marchesan e Di Vece Daniela. Grazie. E il dottor Baso, grazie lì. Iniziamo dal punto 1, approvazione verbali seduta precedente. Visti i verbali delle sedute del Consiglio Comunale comprendenti le deliberazioni dal 52 al 60 del 14 settembre 2023, dato atto che il deposito dei verbali è avvenuto nei termini, ritenuti gli atti meritevoli di approvazione, in quanto riportanti lo svolgimento dei lavori, visto il parere favorevole di regolarità tecnica, acquisito successivamente il parere favorevole di legittimità del segretario generale, si chiede di approvare i verbali del Consiglio Comunale delle deliberazioni dalla 52 alla 60 del 14 settembre 2023. Passiamo alla votazione. Voti favorevoli? Approvata. Passiamo al punto 2, relativo a ciclovia 6, ciclovia nazionale Trieste-Venezia, tratto Veneto. Relaziona l'assessore e il consigliere Tamassia. Grazie. Grazie, buonasera. Allora, in attuazione di quanto stabilito dalla legge di stabilità del 2016 e successive modifiche, sono state assegnate specifiche risorse per la progettazione e la realizzazione di 10 ciclovie, 5 delle quali ricadono in Veneto. La delibera oggi riguarda la ciclovia Trieste-Venezia. La Giunta regionale nel 2019 ha approvato lo schema di accordo di programma da sottoscrivere con la società Veneto Strade proprio per la progettazione e l'esecuzione di tali ciclovie. La società Veneto Strade ha quindi dato avvio alle attività di competenza e il progetto è stato finanziato con fondi resi disponibili con decreto interministeriale 517 del 2018. La ciclovia Trieste-Venezia ricade all'interno di alcuni comuni del Veneto che sono San Michele, Caorle, Concordia Sagittaria, Portogallo e Sant'Ostino. Per quanto riguarda il comune di Caorle, essa passerà un tratto arginale posto in prossimità dell'idrovora Villa. Lo scorso 27 settembre, in ottemperanza a quanto previsto, il sindaco del comune di Caorle ha sottoscritto digitalmente l'accordo di programma. Ora l'adesione del sindaco deve essere ratificata per legge dai rispettivi consigli comunali entro 30 giorni dalla sottoscrizione. La ratifica comporterà l'adeguamento della strumentazione urbanistica e la posizione del vincolo preordinato all'esproprio. Quindi, ritenuto di dover provvedere nel rispetto della tempistica appena citata, la ratifica della firma posta dal sindaco, si chiede di deliberare di ratificare l'accordo appena citato, di dare atto che ciò comporterà l'adeguamento della strumentazione urbanistica operativa, la posizione del vincolo preordinato all'esproprio, nonché la dichiarazione di pubblica utilità, e di dare atto che l'accordo sottoscritto e la sua ratifica non comportano alcuna spesa in capo al Comune di Caorle né per la progettazione né per l'esecuzione dell'opera in oggetto. Grazie. Ci sono interventi su questo punto? Nessuno? Possiamo passare alle dichiarazioni di voto. Prego, capogruppo Zia. Grazie Presidente, buonasera a tutti. A riguardo del punto esposto esprimiamo parere favorevole. Prego, capogruppo Marchesan. Grazie Presidente, anche noi, buonasera a tutti, anche noi esprimiamo voto favorevole. Prego, consigliere Baso. Anche noi esprimiamo parere favorevole. Passiamo alle votazioni. Voti favorevoli? Unanimità. Passiamo alla votazione della immediata esecutività. Voti favorevoli? Approvata.
Passiamo al punto 3, ratifica deliberazione della Giunta Comunale numero 217 del 28 settembre 2023 relativa ad una variazione d'urgenza con i poteri del Consiglio Comunale. Relazione all'assessore Montisano. Buonasera a tutti, grazie Presidente. Con la delibera numero 217 del 28 settembre 2023 la Giunta Comunale ha apportato in via d'urgenza variazioni al bilancio di previsione 2023-2025. L'urgenza della delibera trae origine dal verificarsi di sopravvenute esigenze di spesa, a seguito della richiesta di contributo, protocollo numero 36.830 del 25 settembre 2023, da parte della FIDAL Venezia, per la realizzazione della manifestazione denominata Campionati Italiani Individuali e per Regioni su pista cadetti, da svolgersi dal 6 all'8 ottobre 2023, presso lo Stadio Chigiato. Era necessario procedere con urgenza per consentire agli organizzatori di effettuare gli interventi necessari per permettere lo svolgimento della manifestazione. Il contributo richiesto ammonta ad euro 60.000, che ha trovato copertura nell'incremento delle entrate derivante da incassi di arretrati IMU. Grazie. Interventi su questo punto? Nessuno? Passiamo alla votazione. No, scusatemi, passiamo prima alle dichiarazioni di voto. Prego, capogruppo Zia. Grazie Presidente, riguardo al punto esposto esprimiamo parere favorevole. Prego, capogruppo Marchesan. Grazie Presidente, noi voto di astensione. Prego, consigliere Baso. Voto di astensione. Passiamo alla votazione. Voti favorevoli? Astenuti? Okay. Votiamo anche l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? Astenuti? Okay. Passiamo al punto 4, variazione di bilancio di previsione finanziario 2023-2025, in relazione all'assessore Montisano. Grazie Presidente. La variazione odierna ammonta ad euro 190.091,52. Prevede l'utilizzo di avanzo disponibile applicato alle spese di investimento per euro 4.400. Avanzo vincolato per spese in conto capitale per euro 14.578,77. Trasferimenti da amministrazioni centrali per euro 9.560. Trasferimenti da amministrazioni locali per euro 17.615,75. Entrata dalla vendita di biglietti ed introiti vari per la mostra Andy Warhol per euro 23.137. Oneri ex COSAP per euro 116.000 e concessioni di diritti reali di godimento per euro 4.800. Vi sono inoltre manovre compensative che interessano variazioni tra capitoli di spesa. Euro 50.000 andranno a finanziare il fondo caro bollette, che si vanno ad aggiungere ad ulteriori euro 50.000 già stanziati per il sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione ad uso abitativo. Si fa presente che quest'anno a livello statale non è stato previsto alcun sostegno in merito, quindi il sostegno alle famiglie per il caro bollette e per il pagamento dei canoni di locazione viene realizzato solamente con risorse del Comune. Viene incrementato di euro 21.000 l'aggio al concessionario a seguito del maggior gettito del canone unico patrimoniale. Si stanziano ulteriori euro 40.000 per la manutenzione del verde pubblico, euro 10.750 per contributi ad associazioni a carattere culturale, euro 12.450 per spese per manifestazioni ed euro 7.179,52 ad incremento delle spese per i servizi a favore di alunni disabili. Si incrementa di euro 7.000 quanto già stanziato per i carburanti degli automezzi del Comune, mentre per le spese per le manutenzioni dei parcheggi multipiano ed ex baffile sono stanziati euro 12.000. Inoltre vi sono ulteriori spese su patrimonio disponibile e servizi vari per ulteriori euro 11.000. Tra le spese vi è un risparmio di euro 30.000, legato al mancato verificarsi di gravi situazioni di emergenza abitativa. Grazie. Interventi su questo punto? Nessuno? Possiamo passare alle dichiarazioni di voto. Prego, capogruppo Zia. Grazie Presidente, riguardo al punto esposto parere favorevole. Prego, capogruppo Marchesan. Grazie Presidente, noi invece votiamo contrario. Prego, capogruppo. Parere contrario. Benissimo. Prego, la parola al sindaco. Io so che potrei anche fare a meno di intervenire, ma se non altro è per dare un senso alle cose, no?
almeno sfugge ad un ragionamento molto semplice. C'è stata una variazione di bilancio prima sulla quale la minoranza si è astenuta e uno dice molto probabilmente, siccome non è stata motivata, si astiene perché magari la vede come un'operazione neutra. Non l'ha motivata perché magari in termini di astensione, ma è una mia deduzione, perché magari contro il bilancio nel suo impianto, ma a favore della manifestazione. Su questa variazione di bilancio invece la minoranza si esprime in maniera contraria. Io lo so che per qualcuno potrei anche fare a meno di intervenire, ma sfugge alla logica del fatto che questa è una variazione di bilancio che prevede 50.000 euro a favore delle famiglie in difficoltà, che prevede 7.000 euro per i ragazzi delle scuole diversamente abili, che prevede 40.000 euro per la manutenzione del verde, dei soldi per le associazioni. Allora, la domanda è: o la minoranza è contro alle difficoltà delle famiglie e al fatto che l'amministrazione metta queste risorse a disposizione, o senza motivazione evidentemente qualcosa dico sfugge alla logica, perché la variazione, almeno questa variazione, dovrebbe dare nel senso di dire ok, se io sono d'accordo e credo che la minoranza sia d'accordo con il fatto di stanziare delle risorse, e come ha spiegato bene l'assessore, perché io del resto devo dire che l'assessore è sempre puntuale nella spiegazione delle variazioni di bilancio, molto puntuale ed attenta, e spiega anche il passaggio da un capitolo all'altro, tenendo conto che è evidente che quelle risorse sono state messe a disposizione dalla riduzione di alcuni capitoli che non dipendono, perché come diceva e spiegava, i 30.000 euro che non sono stati richiesti dai nuclei familiari in difficoltà, meno male, però ribadisco che c'è stato un stanziamento importante proprio per il fatto che la Regione queste risorse sul caro affitti non le mette più a disposizione e lo fa questo Consiglio Comunale. E allora dicevo, ed è semplicemente una considerazione anche per il futuro, perché o c'è una motivazione, perché se no sulle variazioni piuttosto che su qualsiasi altro provvedimento legato al bilancio, voto sempre contro, perché sono contro l'impianto di bilancio, sono contro, a prescindere sono contro. Invece qualche volta si è a favore, qualche volta ci si astiene, qualche volta si è contrari, senza motivare. Certo che è un diritto della minoranza, però sfugge alla logica del dire se una cosa è fatta bene ed è fatta a favore della comunità, dovrebbe avere il sostegno di tutto questo Consiglio Comunale. Lo dico se non altro per dare un senso a questi lavori. È facile, si viene qua, si approva, questa maggioranza può approvare tutto, qualsiasi cosa, e lo fa molto probabilmente perché ne ha i numeri, ma soprattutto perché è convinta delle cose che fa. Allora, per dare il senso ai lavori di questo Consiglio, credo che si debba entrare nel merito delle cose, perché se no una volta si vota, come dicevo, a favore, una volta si vota contrari e una volta ci si astiene, e quello che sfugge è proprio la motivazione. Io ho cercato di interpretarla, ma sinceramente in questi mesi, pur sforzandomi in tutti i modi, non ci sono riuscito. È evidente, ne prendo atto. Mi spiace perché credo, ribadisco, che nel pensiero della minoranza il sostegno alle famiglie sia un passaggio importante che se fosse per questa variazione di bilancio, voglio dire, avreste in qualche maniera negato. Passiamo alla votazione. Voti favorevoli? Contrari? Votiamo anche l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? Contrari? Approvata. Questo era l'ultimo punto all'ordine del giorno. Dichiaro conclusi i lavori. Vi auguro buona serata. Grazie a tutti.